Un'opportunità per celebrare il 25 aprile e ricordare il 69° anniversario della liberazione con questa mostra dedicata alla Seconda Guerra Mondiale. Particolarmente significativa è questa mostra sia stata organizzata da ragazzi dell'associazione Coltivarti, il cui presidente appunto è Diego Tamani, un quistellese che è stato capace di riscoprire un patrimonio che è quello di Giorgio Breviglieri, altro quistellese doc, che per una vita ha collezionato tutti i reperti, cimeli, divise e tutto quanto poteva riguardare la Seconda Guerra Mondiale. Lui sin da bambino era un appassionato di questo, quindi poi sarà interessante conoscerlo. L'impegno dell'amministrazione è quello di non disperdere questa collezione, di riuscire quindi a trovare uno spazio dove poter tenere insieme e conservare in maniera unitaria tutto questo materiale, che è davvero un patrimonio. E quindi poi anche col Museo di Felonica, ecco, a Quistello potrebbe nascere un'altra realtà dedicata alla Seconda Guerra Mondiale. Grazie a molti espositori collezionisti che hanno dedicato l'intera vita a collezionare cimeli, andare in giro comunque a parlare con persone, costruire modellini, perché comunque ci sono anche modellini in questa mostra, diorami. E grazie a loro, a questi espositori, siamo riusciti a creare questa mostra che dà la possibilità alle persone di poter conoscere e ricordare il passato o comunque un avvenimento molto importante del XX secolo, che poi è la nostra storia. Io ho 90 diorami, 1000 aerei in 1,72, 750 mezzi militari e circa 3000 pezzi di militari. Sono due i modi. Il primo con tutto materiale povero di riciclo come plastica, sabbia, sassolini, alberelli, o altrimenti si acquista tutto dai negozi specializzati, che è tutto un altro dire. Ricordo che rispetto nella guerra non è, dice quello è un nemico perché realmente dobbiamo combattere contro loro, ma non è che anche loro erano costretti normalmente, però abbiamo sempre anche sui tedeschi, sugli altri russi, abbiamo sempre trovato delle persone, anche loro, del lato umano. Finita la guerra sono venuti a casa con tanto entusiasmo e abbiamo lavorato, ci siamo, non dico arricchiti così. Ora invece le cose sono un po' cambiate. Ecco perché dico, devono cambiare rotta, devono essere vicini, lavorare assieme per il bene di tutti. E mi auguro veramente che si esca fuori da questa situazione un po' anche un po' difficilina. Beh, ce la faremo, almeno. Io non so se ce la faccio, a 95 anni non è che si faccia molta strada. Io mi auguro di campare molto ancora, per essere di aiuto, specialmente morale, ai giovani ai quali io voglio tanto bene.